I carabinieri della stazione di Sant'Angelo Muxaro hanno arrestato un uomo sorpreso in contrada Giardinello tra la zona di Sant'Angelo Muxaro e Raffadali mentre appiccava il fuoco a un vasto appezzamento di terreno. Stamani la conferenza stampa per illustrare come i militari, in aderenza alle disposizioni impartite dal comando provinciale di Agrigento e dalla compagnia di Canicattì, si spingono nella perlustrazione delle zone rurali più interne del territorio. Durante il servizio di pattuglia, mentre si percorreva un tratto isolato del territorio premontano, si scorgevano da lontano un individuo fermo sul ciglio della strada ad ammirare il fuoco che aveva appena fatto divampare. Immediatamente i carabinieri si precipitavano e mentre il malvivente risaliva sull'auto con la quale era giunto si dava alla fuga, uno dei militari tentava di domare l'incendio con l'estintore in dotazione, mentre l'altro carabiniere inseguiva con l'auto di servizio il piromane. Un inseguimento concluso dopo 10 km nei pressi di Raffadali. Il piromane veniva coraggiosamente fermato dal comandante della stazione di Sant'Angelo Muxaro che da solo lo immobilizzava, ne vinceva la resistenza e quindi riusciva a perquisire il borsello che lo stesso teneva fortemente stretto con sé. All'interno il maresciallo trovava una pistola calibro 7,65 con matricola Brasa dotata di ben 2 caricatori con complessivi 14 proiettili, quindi 2 coltelli a serramanico di genere vietato e naturalmente un accendino. Quindi si è proseguito con la perquisizione dell'abitazione del fermato, dove nascosto è stato trovato nell'armadio della camera da letto un fucile da caccia calibro 16 marca Bakail illegalmente detenuto. Quindi si procedeva al rito precauzione di altri 4 fucili da caccia che il piromane però era autorizzato a tenere. L'uomo risultava essere un pastore di 32 anni, incensurato di Sant'Elisabetta, immediatamente condotto in caserma, dichiarato in arresto per l'incendio doloso e per la detenzione illegale delle armi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento veniva quindi posto immediatamente agli arresti domiciliari nell'attesa di essere interrogato dal GIP. Questa operazione ha messo in atto praticamente la strategia dell'Arma dei Carabinieri che deve essere presente sul territorio. Anche in quelle giornate dove piromani che girovagano pensano di non trovare nessuno sul territorio, invece l'arma è sempre presente. Con questa strategia ieri siamo riusciti a bloccarlo e comunque anche ad evitare ulteriori peggioramenti. Magari poteva utilizzare l'arma contro qualche persona o perché se le portava appresso tipo un giocattolino, cioè per lui era normale avere secondo lui la pistola addosso. Tutto qua. Poi comunque con l'aiuto dei colleghi siamo andati a casa e abbiamo fatto la perquisizione, abbiamo trovato anche quell'arma detenuta illegalmente, le altre regolarmente detenute le abbiamo ritirate per cautela per l'articolo 39 del Tulpus che poi comunque comunicheremo in prefettura e vedremo di fare il da farsi. L'antefatto gentilmente, come si è arrivati cosa ha scaturito il sospetto verso questa persona? Il sospetto perché è una terra diciamo isolata, c'era questa macchina parcheggiata per strada da sola, con questa persona fuori la macchina nel terreno che praticamente già aveva appiccato le fiamme e che stava constatando che comunque si era ben espanso e che poi subito alla nostra vista e comunque si è dato subito alla fuga. È salito in macchina e infatti il collega è rimasto con l'estintore dell'autovettura a spegnere le fiamme, io con l'autovettura ho fatto circa 10 km di inseguimento e riuscendola a bloccare e poi comunque con quella resistenza che opponeva aveva già fatto nascere il dubbio che in quel borsello c'era qualcosa di grosso, infatti è nata che all'interno c'era questa pistola che con matricola Brasa ben punzonata e quindi un'arma clandestina. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Dell'arma non ha riferito nulla. C'è basta la facoltà di non rispondere dell'arma. Del fucile ha detto solamente che l'aveva trovato in campagna, ma della pistola non ha riferito nulla. Comandante, ci sono altri fucili qua in mostra, li avete sequestrati pur essendo diciamo legittimi? Quindi quelli legalmente detenuti sono stati ritirati cautelativamente. Okay. Quindi poi all'autorità di DPRS sarà comunicato immediatamente che prenderà le direttive del caso. Quindi quello illegale era solo uno? Illegale era solamente uno, sì. Lui naturalmente diceva che non aveva appiccato il fuoco, però era già là, scappava, cioè è normale che è stato lui. E come tutti i criminali dicono non sono stato io. Che età aveva, comandante? L'individuo? No, è un giovane ragazzo, 30 anni. Un pastore, vero? Un pastore, sì. Okay. Il soggetto è stato portato in caserma, dichiarato in arresto per l'incendio che ha appiccato
la detenzione illegale delle armi clandestine, dell'arma clandestina, quella illegalmente detenuta, e quindi su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal GIP. Stiamo conducendo le indagini in questo momento per capire il motivo di questa azione, che è evidentemente dolosa. Questo soggetto è un pastore di Santa Elisabetta. La dinamica sembrerebbe quella tipica dei pastori che nelle aree rurali accendono il fuoco magari per procurarsi un pascolo per loro stessi, forse per qualcuno, forse lo fanno per qualcuno perché hanno la disponibilità, la conoscenza di queste aree particolarmente recondite. Stiamo verificando.